Compie 10 anni la maratonina del Parco del Delta del Po ed è proprio il caso di dirlo che questo evento ne ha fatta di strada da quando è nato quasi per gioco nel 2001, arricchendosi ogni anno di nuove iniziative. L'edizione di quest'anno, che si correrà domenica 26 settembre, è stata presentata nella sala consigliare della provincia alla presenza dei numerosi attori che scendono in campo ogni anno per mettere in piedi questa iniziativa. C'erano la presidente della provincia Tiziana Virgili, l'assessore allo sport Leonardo Raito, il presidente del CONI di Rovigo Bruno Piva, il presidente del gruppo atletico Assindustria Rovigo Sergio Pascucci, il presidente della FIDAL di Rovigo Provino Piva, le rappresentanze dell'isola di Albarella, di Adriatica LNG, della Cassa di risparmio del Veneto e del comune di Rosolina. Il bello di questa iniziativa, ha ricordato Pascucci, è che non vi è un attore protagonista, ma che tutti rappresentano tessere essenziali di un unico mosaico, ed è questo che porta al successo di una iniziativa. Si tratta di un evento importante per lo sport, ha detto la presidente Virgili, ma anche per la promozione del nostro territorio, e sempre di più vorremmo che lo sport rappresentasse un veicolo per far conoscere le bellezze del Polesine. Quest'anno c'è anche la novità di un logo realizzato appositamente per la manifestazione, che rappresenta un fenicottero rosa con le scarpe da tennis e sarà sulle magliette di tutti e 500 i partecipanti. Altra novità è rappresentata dalla camminata lunga come la maratona a 21,097 km. Pascucci ha inoltre ricordato come la manifestazione sia resa possibile da circa 40 sponsor, tra quelli che mettono a disposizione un contributo e gli altri che offrono premi e materiale utile. La gara sarà valida anche come assegnazione del nono trofeo Enel. Sono previste anche una gara per i giovani di 1,5 km e una camminata di 10 km. Tutte le informazioni sulla competizione e per le iscrizioni si possono trovare sul sito della provincia www.provinciarovigo.it.